Sabato 16 ottobre 2021 nella Sala Campolmi di Prato è in corso l'inaugurazione di due mostre personali che vedono congiunti due artisti pratesi, Paolo Pastacaldi pittore, Antonella Nannicini scultrice, accomunati dallo stesso titolo della mostra, ovvero L'arte nel mio cammino. La mostra ha il patrocinio del Comune di Prato ed è stata curata dalla critica e storica dell'arte Ilaria Magni, alla quale passo subito la linea per la presentazione della mostra e dei due artisti. Una mostra molto particolare, oserei dire una mostra sui generis, perché sono due antologiche in una. Sono due percorsi di una vita, opere dagli anni 70 fino ad oggi, di un pittore e di una scultrice che si sono conosciuti molti anni fa e che si sono rincontrati oggi in questa sorta di percorso artistico che vede le loro opere affiancate. Questo che vedete è veramente un percorso che racconta, un cammino che racconta la loro vita artistica, una vita molto travagliata, un pittore Pastacaldi, un pittore quasi direi surrealista, a tratti però anche informale, sorprendente, e una scultrice che lavora la ceramica, per cui una materia, la terra, il fuoco, una materia antica. Sembrerebbero due opposti, ma in realtà trovano in qualche modo dei punti di incontro che vediamo nella mostra, trovano nella forma, trovano nell'attesa, nella carezza, in alcune modalità espressive del pennello ma anche della ceramica, un punto di incontro. Per questo la mostra oserei definirla quasi un'ambage, con una parola un po' desueta, cioè un percorso tortuoso, un percorso fatto di saliscendi, fatto di incontri, fatto anche di perdersi e poi di ritrovarsi, e anche, diciamo, non ultimo il piacere poi di due amici artisti di realizzare un progetto insieme, un progetto anche complesso, perché racconta una vita, due vite nell'arte attraverso anni, attraverso decenni di lavoro, per cui vedremo anche degli stili completamente diversi, vediamo anche il pittore cimentarsi, diventare quasi informale per poi tornare figurativo, vediamo la ceramista prendere spunto dall'arte antica, però cimentarsi anche nel ritratto. Sono due artisti che trovano, che si scontrano e si incontrano più volte in un percorso che diciamo lascia le suggestioni, poi lascerà poi al pubblico, speriamo, le suggestioni che più vorrà cogliere. I due artisti sono soci di uno storico sodalizio pratese, Arcantarte, oggi rappresentato qui all'inaugurazione dalla vicepresidente Cecilia Nannicini. Arcantarte ha curato la parte logistica, l'organizzazione e quindi è la referente, diciamo, anche per la promozione di questa mostra, e quindi sarà lei a invitare anche i nostri telespettatori a venire a visitarla. L'associazione Arcantarte promuove e organizza eventi, manifestazioni artistiche, workshop ormai da tempo sul nostro territorio. La mostra che andiamo a aprire oggi ci rende particolarmente felici e orgogliose, perché appunto sono Paolo Pastacaldi, il pittore, e la scultrice Antonella Nannicini sono anche soci della nostra associazione, e su questo inviterei anche alla partecipazione ai workshop o anche brevi corsi che l'associazione Arcantarte organizza periodicamente, perché oltre a un risultato, e può anche esserci di tipo artistico, perché no, magari abbiamo un mondo tutto nostro di sensibilità da scoprire, portiamo sicuramente un risultato a casa, cioè un nuovo approccio di fronte all'oggetto d'arte o anche un oggetto d'artigianato. Ci vediamo il lavoro, la sensibilità, la pazienza, la tecnica, tutte cose che si costruiscono appunto nel tempo e che permettano una crescita, in questo caso non solo una crescita personale dell'artista ma anche del fruitore, e su questo la nostra associazione è impegnata, cioè nel creare una sensibilità nuova anche nella fruizione dell'arte. E ora i due artisti presenteranno in anteprima per i nostri telespettatori i loro lavori. Iniziamo da Paolo Pastacaldi. I miei quadri in questa mostra iniziano nel 74 ed è anche l'inizio del mio cammino, diciamo, chiamiamolo artistico, alla scuola Leonardo di Prato,
che a quei tempi era in via Santa Trinita. Dopo ho continuato per quasi tutta la mia vita, salvo alcune parentesi, a dipingere, anche se nella vita ho fatto tutt'altro lavoro, sono stato artigiano fino al momento della pensione. Dopo arrivato in pensione ho coronato, sono andato avanti avendo il tempo a disposizione, dipingendo e cercando di portare avanti questa mia passione. I miei quadri sono quasi tutti colore a olio, sono tutti di pittura a olio, saranno rarissimi casi a smalto, con tecniche varie, da una pittura diretta subito con un colore grosso pennello a una tecnica delle velature, ma comunque sempre quadri che richiedono un certo periodo di tempo per farli. Niente, questa bellissima esperienza insieme a Antonella Nannicini e all'associazione Arcantarte. Ed ora sarà la scultrice Antonella Nannicini a presentare le sue opere ai nostri telespettatori, fra le quali spiccano anche opere recenti che in precedenti e recenti servizi dedicati a Antonella non abbiamo potuto proporre ai nostri telespettatori. Buonasera a tutti, ringrazio vivamente l'assessorato alla cultura di Prato che ci ha dato l'opportunità di fare questa mostra insieme all'amico Paolo. Le mie sculture vanno dal 78 a oggi e sono anche un pochino con tecniche diverse, le ho evidenziate in mostra installandole in maniera diversa, come omaggio anche ai tanti maestri che ho avuto durante la mia vita artistica. Ho avuto la fortuna di frequentare diversi ambienti artistici qui di Prato e a tutti devo molto. Non vorrei dilungarmi tantissimo, inviterei invece le persone a venirci a trovare in mostra. La mostra resterà aperta fino al 31 ottobre. Con orario di tutti i pomeriggi noi siamo qui a disposizione delle persone che vorranno farci domande, capire le tecniche che usiamo per mostrare il nostro cammino artistico. Credete, è un peso a volte organizzare una mostra grande come questa, ma lo abbiamo affrontato volentieri perché ci sembrava giusto, avendo avuto questa opportunità, mostrare quello di cui siamo stati capaci di fare durante la vita e di poterlo raccontare, perché sono competenze acquisite in tanti anni e vorremmo che lasciarle anche agli altri. L'arte nel mio cammino è una mostra di Paolo Pastacaldi, con i lavori di Paolo Pastacaldi e di Antonella Nannicini a cura di Ilaria Magni per l'associazione Arcantarte, che è qui in Campolmino all'ingresso del Polo Campolmi, a un passo dal Museo del Tessuto della Biblioteca Lazzarini, sarà possibile visitare fino al 31 di ottobre ed è una visita che al tempo stesso è un passaggio, un cammino, come dice esattamente il titolo, che richiama sia il cammino dei due artisti sia il cammino che propongono le persone che verranno qui in Campolmina. L'augurio è che siano moltissime perché il percorso è assolutamente apprezzabile ed è alla giusta distanza tra gli autori e i visitatori.